Un nuovo incarico all'ASP di Agrigento, qual è uno dei suoi primi obiettivi? Allora, io ovviamente oggi è il mio primo giorno, sono appena arrivata, per cui devo un pochino rendermi conto, ovviamente piano piano, gradatamente, insomma, di quelle che sono le problematiche da risolvere, su cui lavorare. Il proprio primissimo obiettivo di stamattina è quello di chiamarmi, insomma, sentire un po' tutti i capisettore, ovviamente parte amministrativa, perché con i sanitari presumo che questo avverrà prossimamente, e quindi con loro, quindi direttori di UOC, di strutture semplici, dei vari settori, cercare di capire un attimino dove sono arrivati, cosa si è fatto e cosa si dovrà fare nell'imminenza prioritariamente. Poi chiaramente tutto verrà insomma, successivamente. Io ripeto, sono felice di essere stata scelta da questa direzione, che ritengo sia una direzione che potrà ha già fatto immagino, ma potrà fare ancora di più, perché ovviamente la figura del direttore amministrativo è importante, perché certamente il direttore generale, certamente il direttore sanitario, ma l'amministrativo che deve coordinare tutta la macchina amministrativa, che è il supporto ovviamente per l'ospedale, per l'aspetto sanitario. Niente arriva al paziente, noi dobbiamo avere di mira sempre il paziente. Io ho lavorato sempre così, avere di mira il paziente, perché poi i primi pazienti siamo noi, ovviamente, e le nostre famiglie. Quindi il paziente deve avere tutto quello che diciamo serve perché il paziente possa possa trovare un servizio di qualità in tutti i sensi, a 360 gradi, e quindi va bene, ma i medici mancano, e allora cosa si deve fare? Laddove ci sono i presupposti, ovviamente, io ripeto non conosco niente, sto arrivando oggi, però laddove ci sono i presupposti, i medici, se mancano, si deve andare a capire perché mancano e utilizzare gli strumenti amministrativi e giuridici che appunto la normativa ti consente. Per cui ecco che gli uffici amministrativi sono importantissimi, sono il supporto, per cui l'obiettivo è quello, il paziente, la qualità di vita del paziente, e naturalmente noi che siamo da supporto dei medici, della macchina sanitaria, dobbiamo fare di tutto affinché questi obiettivi si raggiungano. Io ci metterò del mio meglio, farò di tutto, come vi dicevo, metterò diciamo in campo tutta la mia esperienza a 360 gradi. La mia esperienza io sono entrata come collaboratore amministrativo all'ASP di Caltanissetta, i miei primi 5 anni di vita sono stati ufficio tecnico, vi sembrerà strano, ma pur essendo una laureata in giurisprudenza, io ho iniziato con l'ufficio tecnico e quindi penso di aver fatto un po' di gavetta. L'ufficio tecnico ti forma, dopodiché sono stata parecchi anni agli appalti, diciamo un po' tutto, risorse umane, affari generali, non sono stata all'economico finanziario, però ovviamente contatti con i colleghi, con loro, poi l'economico finanziario è da supporto anche al resto